extraterrestri, però stavolta hanno detto che devono dirlo assolutamente, quindi oramai le prove sono più evidenti che mai, gli avvistamenti sono più reali che mai, quindi è arrivato il momento di dire come stanno davvero le cose. Quindi in effetti hanno detto che sia la NASA che la ESA renderanno pubbliche le esistenze delle vite extraterrestri e poi, come hanno detto loro, si saprà che sono già in mezzo a noi, in effetti hanno detto, quindi il giorno dell'annuncio è imminente, solo che dobbiamo sapere che cosa ci sta dietro a tutta questa rivelazione, in effetti, quindi in effetti tutto ci sta qualche cosa che non va, in effetti, quindi dopo tanto tempo finalmente la NASA e la ESA riescono ad affermare che esiste la vita aliena e che sembra che sia giunto il momento in cui il mondo lo debba sapere. Quindi diciamo che tra pochi mesi, massimo hanno detto per il 2020, diranno finalmente che la vita aliena in realtà esiste sempre e sta anche in mezzo a noi, quindi in effetti noi complottisti, come ci chiamano, lo avevamo sempre detto che in realtà stavano in mezzo a noi, quindi non è che ci meravigliamo più di tanto, quindi per noi, ciao avvocatello, non sarebbe una notizia scoop in effetti forse risentirebbero quelli che vanno in chiesa, tutti i cattolici, sa, tutte quelle persone che per secoli e secoli sono andati in chiesa, adesso si ritrovano a pensare che ci stanno altre forme di vita e a pensare chi le ha fatte queste vite aliene, in effetti, quindi ci sarà un casino mentale, in effetti, quindi ci sarà quella paura di dire ma allora a noi chi ci ha creato? Quindi diciamo che questa domanda è quello che preoccupa, diciamo, la NASA in effetti e preoccuperà sicuramente tutti i cattolici del mondo, tutte le persone che credono, diciamo, sarà un problema per la religione in effetti, quindi, ma non solo quella cattolica, per tutte le religioni, quindi in effetti sapere che gli alieni esistono già da secoli e secoli e stavano in mezzo a noi, quindi è un po' come dire domani mattina, dire ragazzi Dio non esiste e succederebbe un casino esagerato, quindi diciamo che per questo forse si sono mantenuti un po' sempre distanti perché comunque le religioni, se voi guardate bene, hanno tenuto a freno tutta la popolazione mondiale. In effetti è come vicino al bambino dice non fare questo se no vai all'inferno. È come un gioco in effetti. Se fai questo poi Dio ti condannerà, se fai tu questo poi Dio ti giudicherà. Allora sì, allora l'uomo ha sempre temuto, diciamo, il giudizio divino in effetti, quindi si è sempre comportato bene, ha sempre cercato di aiutare il prossimo, quindi se domani mattina esce una notizia così, gli alieni sono sempre esistiti in mezzo a noi, incominciano a farsi mille pensieri. E da dove veniamo, allora chi ci ha creato, quindi in effetti si creerebbe un po' di confusione mondiale, quindi in effetti avrebbero pure ragione, in effetti dire allora se questi stavano prima di noi, a noi chi ci ha fatto? Allora non è vero che Dio ha fatto il mondo, ha fatto in 7 giorni, allora scoppierebbe un po' di casino a livello di religioni, ma non solo quella cattolica, ragazzi, tutte le religioni, eh. Quindi in effetti perciò forse per tanto tempo è stato messo all'oscuro, ma ora che finalmente lo diranno, forse la gente dovrà essere più aperta con la mente e pensare che comunque anche se c'è una vita aliena, ragazzi, un creatore ci sta, quindi non bisogna temere che solo perché ci sono gli alieni un dio non ci sta, no, in effetti, perché anche se esiste una forma aliena, il nostro dio ci sta sempre, il creatore esiste in effetti, quindi come ha creato a noi avrà creato pure a loro, quindi è inutile mettersi paura che forse discendiamo dagli alieni, perché anche se lo fosse, sempre Dio li ha creati, quindi
In effetti, diciamo, è così, ragazzi. Quindi la logica è questa, quindi perciò loro in tanti anni hanno tenuto fermi tutti per il motivo di non creare panico. No, aggressivi no, avvocato, ho detto io, già avevano fatto fuori tutti, quindi non sono aggressivi, solo che noi non comprendiamo purtroppo un'altra forma di vita al di fuori della nostra, capisci? In effetti per noi è bizzarro o pazzesco pensare un'altra forma di alieno forse non sia uguale a noi, quindi e pensare che semmai sia più evoluta di noi, quindi ci fa paura in effetti, quindi è vero che sei curioso, pure curioso pure io, però nello stesso tempo ti fa paura, quindi in effetti poi incominci a pensare, ma allora ci hanno creato loro, allora non esiste il famoso Dio della Bibbia, allora così, allora ti incominci a fare tanti film in testa e via vai, quindi ci sarà un casino mentale a livello globale in effetti, perché poi incominceranno a dire, allora avete visto, ci hanno creato gli alieni, allora avete visto, non ci sta Dio, avete visto, non ci sta... Ci sarà un casino a livello di religioni pazzesco sicuramente, dopo una rivelazione così grande. Sì, è normale avere paura, sì, però sono pure anni e anni che si dice che ce lo stanno dicendo un po' alla volta, avvistato alieno, avvistato navicella, quindi diciamo che oramai siamo abituati a sentire notizia che è stato visto un UFO, è stato visto è caduto a Roswell, hanno pigliato sta alieno, quindi in effetti un po' alla volta ce lo stiamo mettendo nel cervello un po' alla volta, quindi se domani mattina sinceramente a me esce una notizia così, a me non mi fa né caldo né freddo, piacere. Che devo fare al finale? Quindi non ci sarebbe nulla di strano, il problema è capire chi è che sta in mezzo a noi ed è alieno, questo è il problema più grande. Come hai detto tu, e pigli solo i tuoi vicini gli alieni e non lo sai? Oppure a me la signora di fronte è un'aliena, che ne so io? Quindi diciamo che questa più forse la paura che uno tiene in effetti, dire chi è, perché se stanno in mezzo a noi sono uguali a noi, quindi riescono ad essere uguali a noi, quindi va a capire adesso chi è l'alieno e chi no. È capace che lo siamo anche noi e diciamo in effetti l'abbiamo pensato in effetti. Sta questa persona proprio che non la vuole finire di fare account falsi e di insultare diciamo avvocatella, quindi non so, già questa è la quarta che ho bloccato in questo momento, quindi due oggi e due poco fa. Vabbè, tu continui a fare racconti e io cancello. Vabbè, stavamo dicendo ragazzi che in effetti è così. Sì, non ha nulla da fare, quindi incomincia. Adesso si chiama Kernes. Vabbè, Kernes, adesso ciao ciao, vai su un altro canale. Oramai si è stata bloccata, quindi già ha fatto 4 account e 4 account stati bloccati, non si scoccia la signora. Però fai e io ti blocco. Ma no, al finale io ci metto un secondo col dito a eliminare, non a eliminare, a toglierla dal canale, in effetti dà fastidio, quindi può vedere tutti i canali tranne il mio, quindi non è che io la blocco su YouTube, io la blocco sul mio canale, quindi in effetti non è che la posso bloccare, può andare altrove, per l'amor di Dio, ci stanno milioni di canali su YouTube, a voglia, quindi io non la faccio entrare nel mio canale. Vedi come entra, incomincia subito a molestare, quindi non esiste. Quindi puoi fare un altro account e te lo blocco di nuovo. Quindi ragazzi diciamo che in effetti la NASA e la ESA hanno ragione, dicono che non siamo pronti ad accettare la realtà della esistenza extraterrestre. Quindi in effetti è quella la loro più paura, no? Perché al finale anche loro lo sanno, quindi adesso diciamo la NASA e la ESA vogliono nei prossimi mesi annunciare la scoperta di vita extraterrestre. Quindi
Sì, sì, l'ho trovata, diciamo, sui siti di scienze, puoi guardare su Hacker Matrix, segni da cielo, poi ci sta in tante lingue, quindi puoi controllare quasi ovunque, in effetti. Diciamo, nei prossimi mesi annunceranno questa vita extraterrestre, anche se dicono che in realtà il mondo non è pronto ad accettare questa esistenza. Quindi, bravo, ma quella è la paura della ESA e della NASA, che non sanno le persone che comportamento, diciamo, useranno in effetti. Sì, il problema è della religione, lo so già, l'ho detto già. Il problema incominceranno Dio, la religione, allora non esiste questo, non esiste quello. Il problema sarà proprio più grande quello della religione. In effetti incominceranno a dire allora gli alieni, Dio ha creato il mondo, poi gli alieni, quindi ci sarà una confusione proprio globale. Questo sarà il problema più, secondo me, principale, in effetti. Comprendere vita aliena e comprendere la religione. Ma questo non lo so, ma non penso perché, guarda, sicuramente se lo volevano fare, l'avevano fatto già, quindi non credo. Sì, l'ho visto il progetto Blueburn, sì, però non credo che può darsi pure che tu abbia ragione, però dobbiamo sempre vedere, quindi in effetti aspettiamo questo annuncio che faranno. Allora, guarda, avvocatella, anche nella Bibbia, in effetti, se tu la leggi bene, purtroppo perché il parroco giustamente è cattolico e quindi non te lo dirà mai, ma anche nella Bibbia viene menzionato gli Elohim. Gli Elohim erano un popolo delle stelle, quindi pure Yahweh, che sarebbe Dio, camminava sulla terra, quindi nella Bibbia vedi che ne viene parlato, solo che la Chiesa evita di parlare di questi argomenti, quindi la Chiesa ti dice che così, così, ma certe cose non le spiega bene, quindi in effetti la Chiesa evita certi discorsi. Anche perché tutte le religioni al finale avvocate hanno le sue pecche. Anche il nome di Dio, Yahweh oppure Jehovah e tutto. Sì, Adonai in effetti avvocatella, Adonai significa Signore. In effetti come dice Dario, in realtà Dio questo si chiama Adonai. Adonai in realtà significa Signore, quindi Dio al finale, eh. Quindi in effetti io sapevo del fatto che si chiamasse Adonai, poi la Bibbia l'ha voluto chiamare con le quattro lettere che è impronunciabile. In effetti il nome di Dio non è pronunciabile, sono quattro consonanti. I testimoni di Geova che cosa hanno fatto? Hanno aggiunto le vocali, hanno fatto Jehovah, Yahweh. Poi da Yahweh sono finiti a Yahweh e poi a Geova in italiano. Quindi in effetti hanno aggiunto le consonanti perché hanno detto che non si poteva pronunciare. Quindi in effetti hanno fatto un grande errore perché come ben sai la Bibbia vieta di aggiungere o di togliere ciò che Dio ha detto. Quindi in effetti non si poteva fare, quindi i testimoni di Geova anche hanno sbagliato, quindi hanno aggiunto qualche cosa che non deve essere aggiunta alla Bibbia. Lo dice Dio, non aggiungere o togliere ciò che io ti ho scritto. I testimoni di Geova hanno aggiunto le vocali al nome di Dio che era impronunciabile. Quindi in effetti anche loro peccano di presunzione, in effetti. Ma io non do la colpa a questi qua di oggi, questo in effetti è stato il loro fondatore, in effetti. Hanno annunciato la fine del mondo non so quante volte, non è mai successo, che doveva scendere Dio sulla terra. Penso un poco, non so, il regno di Dio, penso che l'avrei letto, presto sarà come diciamo le profezie dei Maya, ogni volta la fine del mondo, poi cambiano anno ogni volta che non mai esce.
una volta è 2012, una volta mi hanno detto il 2019, poi ogni volta che non succede fanno sempre la fine del mondo. Sì, la torre di guardia, sì, sì, il regno di Dio, il tempo è vicino, il tempo è finito, guardatevi. Ma al finale non hanno mai, come si dice, ingarrato una volta solo la verità, in effetti. Quindi diciamo che più, in effetti, è una setta più che una religione, in effetti, i testimoni di Geova, quindi è più a livello di sette che non a livello di religione. Ma sì, nessuno lo sa, invece i testimoni di Geova, di Tempo di Dio, quest'anno, setta sì, perché in effetti fanno fuori tutti quelli che riescono a fuggire da questo. In effetti molti testimoni che sono usciti dal giro li hanno fatto proprio a pezzi, in effetti, sia economicamente che moralmente. In effetti se abbandoni la loro religione ti fanno fuori in tutti i sensi, quindi ti fanno fuori a livello di lavoro, a livello di tutto in effetti, quindi in effetti è un circolo chiuso lì, quindi in effetti i testimoni di Geova caso lavorano tutti, diciamo, diciamo che tutti quanti fanno lo stesso cosa, tutti quanti vanno casa per casa. Diciamo che è così, è una setta. Poi se provi a fuggire a questo, diciamo, circolo vizioso, come lo chiamo io, ti fanno fuori, in effetti. Ciao Sofia. Quindi diciamo che è così. In effetti io la chiamo setta perché in effetti così è, non è una religione, in effetti. In effetti loro dicono, ma in Italia ci stanno delle religioni, ci stanno delle chiese, voglio dire, dove a terra ci sta scritto Geova, perché in quel tempo si credeva veramente che Dio si chiamasse Geova e furono fatte due chiese. Non mi ricordo esattamente in quale parte d'Italia ci sono due chiese dove a terra davvero ci sta scritto Jehovah in inglese, quindi con la Y davanti. Quindi in realtà è che c'è stato uno sbaglio dalla Chiesa che si pensava davvero che era così. Ma poi, a parte queste due, non ne sono state fatte altre che ci sta scritto Jehovah, quindi poi si sono resi conto in effetti che loro avevano aggiunto le vocali. Quindi il nome di Dio si chiama Dio perché il nome di Dio, oppure Adonai che significa Signore, oppure Signore, perché se io sono il Signore, il tuo il Dio, quindi vedi Adonai significa Signore in effetti. In effetti sì, noi diciamo Dio perché non ha un nome, quindi Dio per stare creatore. E ma non sta a camera, se lo sapevo te lo dicevo. Secondo me staranno in mezzo a noi, è capace che siamo uno di noi anche alieni e non lo sappiamo. E prendi e siamo noi uno di questi, che ne sappiamo? È capace che neanche io lo so che sono un alieno. Pure è capace pure che Avvocatelli è alieno e non lo sappiamo. Che ne sappiamo noi? Qua non si capisce più nulla, ragazzi. Come ha detto, sta il caos oramai. Quindi va a capire, in effetti, vedi, Avvocatella è un alieno in effetti. Secondo me, ragazzi, il giorno che diranno davvero che esistono forme di vita aliena, secondo me le signore anziane non andranno più a messa, poco ma sicuro. Vabbè, secondo me, ma ti dico una cosa, se diranno una notizia così, diranno che, che non è vero al finale, tutti quanti negheranno l'esistenza degli alieni. In effetti se domani la NASA e la ESA dicono la vita aliena esiste, tutti quanti dicono no, l'hanno fatto apposta, non è vero niente, lo fanno di proposito. Quindi sono convinto che anche se direbbero in diretta che esistono gli alieni, sono convinto che il 70% della popolazione mondiale. Allora, l'ho visto in Hacker Matrix, l'ho visto in Segni dal cielo, ma dappertutto sto coso. Quindi prova a dare segni dal cielo, lo fai prima, così fai prima. Sì, su internet, vai su Google, segni, leggi segni dal cielo, lo trovi, fai prima e secondo coso. Puoi andare.
dappertutto, in effetti ci stanno pure in inglese, l'ho letto in 4-5 parti, quindi è una notizia diciamo fondata. Sì, ma io ho controllato in effetti che ci sta anche in altre lingue, in altre cose, quindi a parte la versione italiana, io vado a vedere pure se ci stanno nelle versioni spagnole, americane, capisci? Quindi non mi fermo solo al primo, quindi scelgo 4-5 siti e vedo se tutte e 5 dicono la stessa cosa. In effetti dicono tutti quanti su per giù la stessa cosa, quindi vai su Segni dal Cielo e lo leggi, diciamo sta più dettagliato rispetto a come l'ho detto io, però io lo dico in maniera molto più elementare perché dirlo come lo dicono loro è troppo complicato, quindi non posso spiegare Marte 2021, sarebbe troppo un casino, quindi io diciamo lo dico a modo mio in effetti, quindi in modo più sintetico e pratico. Invece qua invece loro dicono un po' tutta la storia come sta ammessa, quindi in effetti dicono i nomi dei dottori, ammessa, quindi in effetti dicono i nomi dei dottori, degli scienziati, quindi in effetti diciamo che sono più completi, io lo faccio più brevemente, che la NASA e la ESA vogliono fare, diciamo, vogliono dire questa scoperta che la vita extraterrestre entro il 2021 in effetti, quindi in effetti loro già lo sanno in effetti, solo che si stanno mantenendo. Sì, sì, ma in effetti poi se vai a finire più giù, guarda, se scendi giù, si saprà che stanno tra di noi, arriva giù giù. Arriva poi più giù quando finisce, ti rendi questa scritta, la NASA li riconosce nei prossimi mesi e vai a leggere che si saprà sono già tra di noi, quindi non sono animali in effetti, capisci? Dario, se scendi giù a finale ti renderai conto che dicono la NASA riconosce che nei prossimi mesi allora si saprà che stanno tra di noi, quindi non sono animali, capisci che voglio dire io? Quindi diciamo, vedi, è così, in effetti io l'ho letto pure da un altro sito e dice la stessa cosa però in altra lingua, in effetti dicono stanno già in mezzo a noi, non sappiamo chi sono, dicono nel sito americano, però camminano in mezzo a noi, sta scritto nel sito americano. Qui invece dice che renderà pubblica l'esistenza della vita, solo che si saprà che stanno in mezzo a noi. No, non sono animali, sono, no, non sono animali, sono persone in effetti, quindi non è che sono animali, in effetti parlano un po' di Marte che stava la vita lì, quindi diciamo che di Marte che stava la vita lì, quindi diciamo che in effetti questo parlano gli scienziati, quindi lo potrete trovare, diciamo, stavamo parlando che la NASA e la ESA vogliono finalmente dire su Marte in effetti, dire che in effetti, ragazzi, ci sta una teoria che dice che in effetti gli extraterrestri stanno qui sulla Terra per evitare, diciamo, che noi ci bombardiamo l'un l'altro. Quindi in effetti hanno paura che noi ci bombardiamo e che facciamo fuori il nostro pianeta. Quindi c'è una teoria che dice che stanno qui per, diciamo, non farci fare casini, diciamo, non farci fare casini, diciamo. Quindi quella è la cosa che vogliono fare, non farci distruggere quest'altro pianeta, perché si pensa che negli altri pianeti prima erano abitabili e l'uomo, diciamo, l'ha distrutto e quindi in effetti non vogliono che questo succeda anche con la nostra Terra. Questo, diciamo, e perciò gli alieni stanno in mezzo a noi, quindi vogliono evitare che ci siano guerre nucleari che possono portare alla distruzione di tutto. Lorenzo sta camminando molto pesante. Lorenzo sta camminando molto pesantemente da quello che ho letto poco fa. Hanno detto al Regno Unito e Irlanda
hanno detto al Regno Unito e Irlanda di stare a casa e di non uscire fuori perché i venti saranno molto forti, quindi già hanno dato l'avviso non di barricarsi in casa, ma di fare attenzione perché ci saranno forti venti in effetti. Vabbè, ragazzi, vi saluto, quindi state attenzione agli alieni, come dico io. E saranno i tuoi parenti, Federica, sicuramente. Quindi, in effetti, diciamo che gli alieni vogliono evitare che noi facciamo tipo un conflitto mondiale sulla Terra. Quindi, in effetti, se si mettono Russia, Stati Uniti, Giappone, Corea, è capace che questi qualche giorno ci fanno saltare in aria a tutti. Quindi, gli alieni, diciamo, stanno in mezzo a noi per evitare questo casino. Quindi, cercano di evitare questa, diciamo, cosa che l'uomo può provocare. Quindi, stanno belli vigili a vedere se qualcuno prende, tipo come dico io, una scivolata. E perciò si dice parente e serpente, perché sono alieni forse. Vabbè ragazzi, mo, a parte gli scherzi, vediamo se questi davvero lo diranno. Perché se lo diranno passerà alla storia davvero, quindi in effetti lo potete trovare su tanti siti di complottismi, di diciamo di scienze, di grazie. Quindi potete andare su Hacker, Matrix, Segni del Cielo, potete andare su complotti.info. Ci sono tantissimi siti che ne parlano in tutte le lingue, sia italiano, inglese, ma davvero in tutte le lingue. Quindi diciamo che quando trovo una notizia devo vedere che almeno 3-4 siti attendibili lo dicano. Quindi come questa notizia, questa qua la davano 4 siti che diciamo sono attendibilissimi, quindi un po' di verità ci sta, quindi non è tutta fantasia, voglio dire. Quindi l'hanno detto in inglese, l'hanno detto in spagnolo, l'hanno detto in, diciamo, in altre lingue, diciamo in russo pure l'ho trovata questa notizia, quindi qualcosa di vero ci sta, non è che diciamo è un sito, sa, tipo fake news che quello spara le palle come vi ricordo che stava quel canale Sergio, lo penso che qualcuno di voi l'avrà visto. Stava un canale Sergio che faceva proprio delle tragedie quello, ogni volta che faceva un video faceva venire ciao Francesco, quasi la fine del mondo, con tutto il suo rispetto per l'amor di Dio, però ogni volta che faceva un video quello faceva arrivare la fine del mondo sempre, quindi faceva sempre casini su casini. In effetti chiunque andava su quel sito, pure io ci sono andato a volte a vedere delle notizie. Sì, fanno proprio un casino esagerato, proprio, è una cosa piccola, la fanno diventare una cosa proprio pazzesca. Cioè, che ne so, l'Italia si spaccherà e tra 100 anni l'Italia forse si dividerà, là proprio ci stava una tragedia proprio. In effetti una piccola notizia era come una bomba esagerata, quindi capisco fare le visualizzazioni, tutto su YouTube, però perlomeno diciamo la verità, anche perché anche io faccio video, quindi diciamo anche io diciamo usufruisco delle visualizzazioni, però dico argomenti che sono attuali, cose vere, non mi metto a dire palle per prendere 1000-2000 visualizzazioni di più, che mi serve? Cioè, in effetti io dico l'argomento e basta, non è che faccio una tragedia. Anche perché a finale ti posso fare, come si dice, fesso una volta, fesso due volte, ma non tre volte. Quindi, diciamo che le notizie... no, no, ci sta un sito che si chiama, proprio un Sergio si dice, il nome proprio. Ma ti giuro, ogni video che io ho visto di questo ragazzo che fa lo youtuber come me, ma mi pare proprio... Ah, bravo, Francesco, fatto buono. Che ci vendi? La folletta? Che ci vendi? Pasta, carne, che contratti vuoi fare? Quindi in effetti diciamo ragazzi che su YouTube la maggior parte delle notizie tende un po' sempre a esagerare, quindi a aumentare la dose, però no, non è che è negativo, in effetti lui cerca di fare visualizzazioni, capisci? Quindi le spara davvero grosse.
Poi ultimamente ha messo una voce metallica, non parla più nemmeno lui, quindi in effetti è tipo una voce robotica che ti dice quindi diciamo, non interagisce neanche con le persone come me. Cioè, vedi, io parlo con te, parlo con uno, parlo con un altro, invece lui non ha, diciamo, non ti fa commentare in effetti, quindi fa il video e chi se lo vuole vedere se lo vede e i commenti non li puoi mettere sotto al video, quindi a che serve al finale? Cioè non puoi dire guarda ma che stai dicendo, oppure fai un giudizio negativo, oppure no, ma questo è, uno può dire no, non è vero, oppure può dare un giudizio buono, oppure dire invece lui non fa commentare, quindi automaticamente ti devi guardare il video e basta, e quindi se ci credi, se non ci credi stati bene. Lancia a dieta ancora? O stiamo ancora nel genovese? Quando questo è quasi orario, francese, il 7 e un quarto. Diciamo questo è un orario pericoloso. Non è che dà notizie terribili, in effetti lui dieta ferrea. Lui esagera con le notizie, Federico, quella è la cosa che... Quindi diciamo se mostro Umberto, diciamo, l'uragano Lorenzo, si va a vedere che ha fatto il video lui, ha fatto tipo una tragedia. Per niente ha detto che arriva in Italia, porterà un casino proprio, diciamo. È così perché molti video, perché poi al finale più o meno i video sono uguali, ragazzi, più o meno questa notizia come l'ho detta io, l'ha detto un altro youtuber, l'ha detto un altro, ognuno si esprime a modo suo, quindi però lui esagera un po', fa la tipo fine del mondo. Petto di pollo e carote, stai diventando una pullasta, Francia, pensa una cosa, è diventato una pullasta ormai. Francia, tu a che piano abiti? Tu fra poco invece di scendere le scale, tu buttati dal balcone perché voli. Se stai diventando un bollastro, stai diventando. Secondo piano, allora scendi, scendi direttamente senza le scale, oramai metti le ali. Con tutto il pollo che ti stai mangiando, oramai le ali te dovresti avere assolutamente. Saranno cresciute secondo me. Sta facendo la cura del pollo. Oramai Francesco non cammina più, vola. Franci, mi ha fatto una bella mozzarella, mi ha fatto... Sì, sì, ha voglia, quanti canali, ha voglia. Tutti, io li chiamo i catastrofici, li chiamo io, quelli non sono canali normali, in effetti si chiamano canali catastrofici, cioè fanno proprio le catastrofi proprio. Deve fare un po' di pioggia, sta arrivando l'alluvione, tanto per farti l'esempio, no? No, lui lo fa per pigliare visualizzazioni, quindi più si vede più guadagna, questo è il discorso al finale. Veramente, Franci, basta col pollo che cambi sponda, poi che invece della femminuccia vedo in maschiette, quindi basta con sto ormone che ti fanno male. Basta, smettila, cambia genere, fa carne di maiale, così male che vai diventi un maiale. E te hai ragione, avvocato, è tutto sto pollo, cagni sponda, va a finire che dopo esce un po' effeminato, troppo ormoni femminili poi, va a finire che cambia genere poi. Allora è meglio la carne di maiale, male che vai rimani un maiale, quindi almeno non cambi sponda. L'età ci sta pure, e una pulcina, il è grosso Francesco, una pulcina, avvocato. Mica hai fatto un ragazzino che è una pulcina. Capone, subito tu. Che ne so, compra un po' di carne di cavallo, compra un po' di tacchino, sempre pollo, 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 coniglio, carni bianche, coniglio, minestrone, merluzzo.
Tu vedi la fissazione tu o pollo pigliare. O cavallo no. Vabbè. Il maiale, la parte magra, non quello col grasso, non la costarizia, quindi il lombo, che è la parte magra del maiale. Così male che va, diventi solo un maiale. E non so, Francesco mi pare che c'ha una cinquantina di anni, mi pare, eh. Francesco, non lo so, mi pare che più o meno ci avrà una 10 di salsiccia. Più o meno penso che avrà una cinquantina di anni, più o meno mi pare così, eh. Non lo so. Non è, diciamo, esagerato, però. Francesco, comunque Paul fa male. Vedi, quasi 50, ho detto bene. Ma ci sta Merluzzo, ma ci sta un minestrone, tante cose che tu puoi fare. Ma se no, Franci, fai una bella spaghetti e vongole, due cozze a rind, fai pigli due cannulicci, ci butta a rind, fai una bella papata di cozze, e la facci chi c'ho male, Franci. Una grande pasta, un linguino con i frutti di mare, misti, minestrone col riso. È buono, al finale, No, io stasera invece minestrone, solo minestrone stasera. Stasera 250 grammi di minestrone senza nulla. Io per una cosa, tu tieni fame, Franci. Io la notte mi sto sognando di mangiare, penso un po'. La notte mi sono la magna. Sto peggiorando. Beato chi mangia e non ingrassa, guarda, lo invidio, ti giuro. Ci stanno amici miei che se li vedi di mangiare, mangiano, non mettono un chilo. Qua ci beviamo un bicchiere d'acqua, mettiamo un chilo noi. Mannaggia la miseria, veramente. Io certe volte dico, ma come fanno, boh. E dice il dottore, metabolismo veloce. A noi ci schifate proprio il metabolismo, a noi. Oh no, Francesco? Se parli col dottore, dice quelli hanno il metabolismo veloce. E allora a noi ci schifate. Così la devo pensare, no? Sì, sì, stiamo facendo un po' di dieta per perdere un po' di peso che ultimamente fra computer e tavola abbiamo un po' esagerato e stiamo perdendo un po' di peso, quindi ci dobbiamo mettere un po' in linea prima di Natale, perché poi a Natale ci sta la settimana di passione, cioè dal 23 fino alla Befana, quindi diciamo dal 23 fino al 7 gennaio è più o meno è guerra qua, quindi ci dobbiamo preparare tipo per andare a fare la guerra e quindi è meglio perdere adesso 10 kg e poi riprendiamo un'altra volta diciamo, il periodo natalizio. Ci sta la settimana nera, quindi in effetti diciamo per 7-8 giorni. E vabbè, no, ma lo faccio così io per stare un po' più in forma, ma figurati. Quindi diciamo in effetti ragazzi che ci stiamo, io e Francesco stiamo facendo la preparazione atletica per Natale. Oh no, Francesco, ci stiamo preparando per fare la festa a Natale. A Natale ci mangiamo anche la tavola. Avvocato mi pare proprio che secondo me tu fai, ma che lavoro fai da tassista tu? Avvocatello ogni volta ma fai un tassista, che fai? Ragazzi, se qualcuno deve viaggiare, chiama avvocatello. Se lo so dare fuoco guardaroba. Sta avvocatello che volo, va, vieni, volo, va, secondo me te l'aereo, te. Mo vengo, va a pigliare mio figlio a scuola, mo vengo, va a pigliare mio figlio in stazione. Un tassista proprio, sto tassi a Friuli Venezia Giulia. Vabbè, se arrivo in Friuli Venezia Giulia ti chiami, eh. Vengo un tassi già buttato in mano.
Vabbè ragazzi, io vi saluto, ma che fanno un bello caffè, così non ci penso a mangiare, mangio più tardi, perché sennò se mangio mo poi dopo mi viene fame. Sì, sì, se vieni a me e Francesco non ti conviene tanto, eh. Se veniamo a me e Francesco a mangiare, fai prima a scappare. Tutte e due a dieta. Ti immagini se veniamo mo? Ci mangiamo pure a tavola. Vabbè, Francesco me ne vado, va, già io pensiamo che a fare un caffè così vado a fare un bel kimbo, così non ci penso a mangiare, Francesco. Si spezza l'appetito, anche se non si spezza a me, quindi già lo so. Bravo, eh. Buona cena a tutti voi che potete. Invece avvicino un figo di perdete le speranze voi che entrate, c'è scritto. Lo tengo a lutto a me oramai. Ciao Federico, ciao Avvocatella, ciao Francesco. Grazie.